Sindaco, un incontro oggi con gli abitanti del villaggio Peruzzo su alcune criticità. Sì, ci troviamo qui sul Viale Emporium e le criticità sono che le traverse, quelle lato est, naturalmente subiscono, quando ci sono le piene, durante le precipitazioni meteoriche, subiscono, diciamo, i danni dall'esondazione del fiume. Quindi abbiamo ricevuto già dei finanziamenti tramite la protezione civile proprio di pulizia degli argini, di messa in sicurezza degli stessi argini e anche una pulizia del fondo del letto del fiume, perché è pieno di detriti e di rifiuti di ogni genere. Speriamo in primavera di raggiungere questo obiettivo, così dare una certa sicurezza e tranquillità agli abitanti del luogo. Un incontro oggi con gli abitanti del villaggio Peruzzo per le criticità del fiume. La protezione civile cosa può fare fattivamente? Allora, le criticità del fiume, da noi affrontate a più riprese, fanno sì che intanto come protezione civile facciamo opere di previsione e prevenzione sistematicamente, soprattutto in caso di eventi meteo avversi o eccezionali. Quindi ci stiamo preoccupando assieme all'autorità di bacino e al Genio Civile di procedere a una pulizia periodica del tratto fluviale in prossimità della foce, in modo tale da evitare che quando ci sono piogge eccezionali si arrivi all'esondazione, cosa che è successa l'ultima volta proprio nel mese di dicembre, giorno 10. Fortunatamente siamo arrivati solo alla fase iniziale di esondazione. Quindi siamo vicini agli abitanti, anche l'amministrazione attiva lo è, c'è tutta la buona volontà per risolvere tanti problemi. Ovviamente a giorni avremo anche una conferenza di servizio per parlare di via di fuga in via Maddalusa, e in questo senso volevo dire che è un qualcosa su cui stiamo lavorando già come comune, come ente comune e protezione civile da 13 anni con le varie sindacature, è una cosa a cui teniamo, e volevo smorzare le polemiche dicendo che quella che si va a realizzare è una via di fuga di protezione civile che sarà anche di servizio alla città, e che non si possono fare e non si può fare processo alle intenzioni nella misura in cui, se dovessimo andare a vedere di togliere le strade a tutte le costruzioni abusive che ci sono nella zona di Saglione o nelle zone limitrofe, probabilmente non esisterebbero più neanche le strade di accesso e le strade da percorrere. Quindi noi ci facciamo parte diligente di un processo, cerchiamo di migliorare, soprattutto teniamo tantissimo come agrigentini e come amanti di questa città allo sviluppo di una città che non può essere sistematicamente sottosviluppata, soprattutto nelle infrastrutture e nei servizi. Sostanzialmente cosa chiedete oggi al sindaco? Noi chiediamo un aiuto. Ma qual è il problema? Il problema è che abbiamo avuto l'ondazione del fiume e i danni. Io personalmente sono rimasto solo perché avevo ristrutturato, poi di nuovo con l'ondazione, né aiuto abbiamo avuto né niente, perché non c'era il sindaco, il dottore, c'era il signor Firetti e se ne è lavato le mani. Una strada che è pietosa, non sembriamo agrigentini, sembriamo di un altro mondo. Le fogne, dobbiamo andare a fare le fogne dopo che si sono presi tasse, una vita di tasse. Possiamo mai sapere che le acque bianche andavano a finire a fiume? E poi siamo stati ultimamente con le piogge 2 giorni che c'era stata di nuovo l'ondazione, dopo che avevano pulito ma non hanno pulito. Di nuovo siamo stati 2 giorni sulla macchina, a dormire sulla macchina. E mia moglie, mio figlio tutta a piangere. Che ha delle patologie, mio figlio ha patologie, ce l'ho pure io, ma io sono uno che non guardo niente. Vogliamo aiuto, che si viene pulito il fiume, che non fa più l'ondazione, e magari un aiuto per le fogne. Non possiamo noi, con le tasse che ci sono, andare a pagare per la fogna, a metterci in regola per la fogna. Noi siamo agrigentini, ci segniamo di essere agrigentini, cittadini, ma che vogliamo un aiuto. Sono uno dei primi abitanti del villaggio Peruzzo. Sì, quali sono le sue lamentele che ha fatto il sindaco? Le lamentele sono queste, che noi abitiamo in via Pollo come altre traverse di via Emporium,
e noi di Via Apollo abbiamo comprato la casa dove abitiamo attualmente con il certificato di abitabilità, che questo ci garantisce a noi ci garantisce quasi di tutto. Perfetto, e quindi per l'abitabilità della sì, ma cosa lamenta lei? Abbiamo di dare un'assistenza, di fare le fognature che ci spettano. Non ci sono le fognature attualmente in Via Apollo? Però cioè nel 2020 ancora non ci sono le fognature? Bene. E noi siamo disposti E dove scaricate per ora? Per ora scarichiamo dove inizialmente ha dato il comune a chi ha fabbricato C'è un pozzo nero la che avete? disponibilità. Noi non lo so, io ho comprato la casa e non lo so dove scarico attualmente. Io scarico dove attualmente allora i costruttori mi hanno venduto la casa, lì scarichiamo noi, perché quando io ho comprato Quindi la voi casa, chiedete di fare le fogne? Sì, fare le fogne, esatto, se non ci sono, dove non ci sono.